Pace, pace, pace del Signore a tutti. Vi invito ad alzarvi in piedi. Benvenuti al nostro Adorarti. Siete felici di essere qua questa sera? Amen? Amen? Allora, chi è felice di essere qua questa sera, si giri verso la persona alla sua destra e gli dia un bel abbraccio. Poi si gira verso sinistra, gli dà un bel abbraccio. Poi si gira verso di dietro, fa la stessa cosa. Poi anche verso di davanti, anche in diagonale a destra, anche in direzione nord-nord-est. Amen. Allora adesso che ci siamo abbracciati, che abbiamo avuto questo momento di unione insieme, non viviamo solo l'essere uno, ma viviamo l'essere uno in Cristo. E allora ti invito a chiudere i tuoi occhi e pregare insieme a me affinché lo Spirito Santo possa agire questa sera in un modo sovrannaturale nella vita di tutti quanti noi. Amen. Padre, nel nome di Gesù noi ti preghiamo e ti invochiamo questa sera. Ti chiediamo, Signore, che tu possa venire in questo luogo, in questa casa, Signore, che è una casa che abbiamo costruito per te, affinché, Signore, tu ti possa manifestare in mezzo a noi con segni e prodigi. Vieni, Signore, a riempire questa casa con la tua gloria, con la tua presenza. Vieni a riempire questa casa, Signore, con una parola che trasformi le vite che oggi sono qua. Le persone che oggi hanno ansietà, Signore, hanno bisogno di cercare il tuo nome e di vivere qualcosa di più da te. Visita, Signore, visita ogni cuore, visita ogni casa qua rappresentata. Che questo culto possa essere un culto di rinnovo, un culto di trasformazione, un culto in cui ogni persona che è qua possa avvicinarsi e elevarsi sempre di più verso di te. Nel nome di Gesù, Signore, noi invochiamo la tua presenza e il tuo spirito in mezzo a noi questa sera. Versa il tuo fuoco, versa la tua gloria su di noi. Noi ti preghiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia! Lodiamo il Signore con allegria. La tua, cambiare la storia nei nostri cuori, ardi la fiamma della tua passione. Un solo corpo, un solo cuore, col desiderio di servirti, Signore. E niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua croce porteremo. Cristo, Cristo, Re, il mondo ti conoscerà. Noi diffonderemo la tua salvezza. Noi siamo il tuo popolo, scelti per brillare la tua luce, cambiare la storia nei nostri cuori, ardi la fiamma della tua passione. Un solo corpo, un solo cuore, col desiderio di
croce porteremo, ovunque andremo. Cristo, Cristo, Re, il mondo ti conoscerà. Noi diffonderemo la tua salvezza. Siamo il tuo popolo, eccoci qui. Noi siamo uno In te. in te. Noi siamo uno in te. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui. Noi siamo uno Noi siamo uno. in te. Siamo uno. Noi siamo uno in te. Noi siamo il tuo popolo, eccoci. Noi siamo uno in te. Noi siamo uno in te. Voglio sentire solo la chiesa. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui. Noi siamo uno in te. In te noi siamo uno. Noi siamo uno in te. Ancora una volta noi siamo il tuo popolo. Noi siamo il tuo popolo. Eccoci qui, noi siamo in te. Noi siamo uno in te. E niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno. La tua croce porteremo, ovunque andremo. Cristo, Re, il mondo ti conoscerà. Noi diffonderemo. Che cosa? Alleluia. Alleluia. Facciamo ancora una volta, noi siamo il tuo popolo. Siamo il tuo popolo. Ricari così. Eccoci. Noi siamo uno. In te. In te. Noi Siamo uno. in te. Ricari più forte, noi siamo il tuo popolo. Noi siamo il tuo popolo. Eccoci qui. Noi siamo in te. Noi siamo in te. Alza la voce, dichiara. Noi siamo il tuo popolo. Eccoci qui. Noi siamo uno in te. Noi siamo uno in te. Noi siamo il tuo popolo. Eccoci qui. Noi siamo uno in te. Noi siamo uno in te. dichiara. E niente potrà, perché in te noi siamo uno. La tua croce porteremo, ovunque andremo. Cristo. Cristo, il mondo ti conoscerà.
noi diffonderemo la tua salvezza. Noi diffonderemo la tua salvezza. E non importa dove si troverà la persona in cui noi dobbiamo diffondere la salvezza, noi andremo lì. Sai perché Gesù un giorno, lui è andato in un luogo perché c'era una donna. E questa donna aveva bisogno di Gesù. Così come questa donna aveva bisogno di Gesù. Oggi Gesù ci ha lasciato un compito: diffondere la salvezza. Non importa dove sono queste persone, Gesù ti ha lasciato questo compito. Noi diffonderemo la sua salvezza. Forse questa persona è troppo lontano, forse questa persona si vergogna come quella donna, ma Gesù non guardava che questo. Gesù vuole che noi guardiamo qualcuno che ha bisogno di Lui e portiamo la salvezza. Adoriamo il Signore. Vicino al pozzo ero io, quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapeva e mi ha offerto una acqua che mai finirà. Facciamo di nuovo dall'inizio, vicino al pozzo. Vicino al pozzo ero io, un uomo giudeo, visto là, senza conoscermi sapeva, Lui è venuto per noi. mi ha offerto una acqua che mai finirà. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altri fonti. No, non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Acqua viva. Vicino al pozzo ero io, quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapeva che mi ha offerto una acqua che mai finirà. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altri fonti. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia.
ho sete, non voglio più cercare in altri fonti. Non ritornerò. La mia sete. Perché tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. la Chiesa dichiara tu sei. Tu sei. Ciao. Io voglio bere del tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisce il mio cuore, io fluirò nelle tue acque, io berrò della tua fonte, fonti d'acqua viva. Io voglio bere il tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisce il mio cuore. Io berrò della tua fonte, fonti d'acqua viva. la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Per finire, dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Sai di una cosa? Gesù conosce la tua storia e non è mai tardi per arrendersi alla presenza del Signore. Non è mai tardi per ricominciare la presenza del Signore. Oggi, questa sera, Gesù vuole darti un'acqua di vita eterna, un'acqua che sazia la tua sete, un'acqua che riempie il tuo cuore. Se tu ti stai sentendo vuoto, se tu ti stai sentendo triste, se tu ti stai sentendo lontano, lo Spirito Santo vai riempirti con quest'acqua. Tu hai cantato: dammi da bere che ho sete, dammi da bere che ho sete. Gesù è la fonte di vita. Gesù è la fonte che sazia la nostra sete. Non riempirti di tutte le cose che ti presentano davanti, ma riempiti dello Spirito Santo. Nel momento che tu sarai pieno dello Spirito Santo, tutto cambierà. Se non mi credi, fai una prova con il Signore. Dice: Signore, da adesso in poi io cercherò il tuo Spirito
finché non lo troverò. La parola di Dio dice che cercate finché non mi troverete. Cercate e mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. Quindi cerca il Signore finché non lo puoi trovare, finché non lo trovi, e vedrai che la tua anima sarà saziata e tu non avrai bisogno di correre in giro come quella donna correva in giro a cercare di saziare la sua sete. Ma Gesù ha detto: io ti darò un'acqua che non avrai mai più sete. Gesù vuole dire a te questa sera: io ti darò di un'acqua che non avrai mai più sete, un'acqua della vita, un'acqua che ti riempie, un'acqua che sazia la tua sete. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altri fonti. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Aspettiamo, Padre. Aspettiamo. Il sole in cielo si scurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Il sole in cielo si scurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Ma al terzo giorno l'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti come mani alzate in cielo, cantiamo alleluia. Ma al terzo giorno l'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate in cielo, cantiamo alleluia. Egli ha vinto, la morte resuscitò in gloria. Egli viene. Ti aspettiamo. Ti aspettiamo. Egli ha vinto, la morte resuscitò in gloria. Egli. Ti aspettiamo. Il sole in cielo si scurò, l'amore per me si donò su quella croce.
morte non comprese come lui riuscì a vincere, sì. Ma al terzo giorno l'amore si alzò, nella morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Ma al terzo giorno l'amore si alzò, nella morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Egli ha vinto la morte, resuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo, ti aspettiamo. Egli ha vinto, egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo Gesù, ti aspettiamo. Maranatha, Maranatha, ora vieni Gesù, Gesù. 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 Era vinto, egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli ti aspettiamo, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò. Ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria.
Vicari Maranatha. Maranatha. Ti aspettiamo, Gesù, più che tutto. Ti desideriamo questa sera perché sappiamo che sei il nostro Dio che non fallisce mai. Sei quello che ci cura, che ci guarisce. Sei quello che sappiamo che possiamo camminare insieme, perché mai ci lascerà, perché sei bello, perché sei più grande di tutti, perché sei l'unico che ci dà la vita, sei l'unico creatore di tutto che esiste. Come non adorarti a te? Come non aprire il cuore a te? Non c'è un altro. Vieni in questo luogo, vieni nel nostro cuore, vieni Spirito Santo di Dio, perché abbiamo bisogno della tua presenza, abbiamo bisogno di te. Vieni perché sappiamo che dove sei te, lì c'è libertà, lì c'è cura, dove sei c'è cura, c'è guarigione, c'è restaurazione, c'è gioia, perché sei un Dio vivo, un Dio che abita non con noi, ma in noi, dentro di noi. Sei più bello di tutti, sei più grande di tutti, perché abita in noi e mai ti lascia da solo. Sei bellissimo, Gesù. Sei bellissimo, Gesù. Abbia la libertà che hai bisogno in mezzo a noi questa sera, Gesù, per fare quello che è già scritto in cielo che devi fare questa sera nel nostro cuore, perché io so che nel cielo è già scritto quello che farai in mezzo a noi in questo giorno. Spirito Santo di Dio, hai tutta la libertà per parlare, per curare, per guarire, per darci liberazione. Versa su di noi la tua grazia.
graça, a tua presença. Aleluia. Lui è qui, sempre qui. Non fallisci mai. Prima che arrivassimo qua, lui era già qua. Prima che uscissi da casa tua, lui era lá com te. Quando stavi pensando, vado o non vado al culto oggi, lui era là, insieme a te, e lo Spirito Santo diceva nel tuo spirito, vai, vai, grande cosa succederanno là. Vai, e sei qua, sei venuto qua. Non perché volessi, non perché vado, non ho da fare a casa mia. Sei venuto perché Dio ti ama, perché Dio ti ha scelto da venire qua, perché Dio c'è una parola per versare nel tuo cuore. Amen? Io credo veramente che questa sera Dio verserà su di noi la sua grazia, sua cura, la sua guarigione, la sua liberazione, perché dove c'è lo Spirito Santo di Dio, lì su quello luogo c'è i miracoli di Dio, c'è la guarigione di Dio. È un Dio potente, onnipotente. Alleluia. Alleluia. Grazie mille, Signore Gesù. Ti vogliamo bene, Signore Gesù. Ti lodiamo. Alleluia. Amati fratelli, potete sedersi. In nome di Gesù. Alleluia. Oh, mio cuore brucia questa sera. Mio cuore, mamma mia, che presenza meravigliosa. C'è qua su questo luogo una cosa grande, una presenza, una voglia da Dio che Lui vuole versare su di noi, non so. Vediamo cosa succederà. Ma sono convinto, sono sicuro che qualcosa succederà. Amém? Credi anche a te? O ci credo da solo qua, no? Spero di no. Alleluia. Lodato sia Dio. Amém? Ragazzi, fratelli, sorelle, piacere immenso, è sempre un piacere immenso essere qui, condividere un messaggio da parte di Dio per ogni cuore. Io so della responsabilità che è e l'onore che è essere qua su questo pulpito dove c'è qua ogni sabato i nostri pastori condividendo la parola di Dio e tutto quello che hanno ricevuto da parte di Dio per benedire la nostra vita. Quindi che Dio abbia misericordia sul cuore di questo ragazzino qua che deve predicare un'altra volta italiano, adesso è sempre italiana, basta il tempo di predicare in portoghese. Che Dio ci versa sobre noi la misericordia. Amém? Chi è felice? Un'altra volta. Chi è veramente felice? Perché sei felice? Non voglio fare polemica, un attimo. Alleluia. Forse questa sia una domanda importante, non c'è scritto nulla su questo discorso qua su. Ma rimane lì la parola. Vi lascio questa domanda. Amém? Voglio parlare sul tema importante. Grazie mille. Alleluia. L'acqua più
più bella che ho bevuto. Alleluia. Ragazzi, voglio parlare su un tema che Dio ha parlato con me 2 o 3 giorni fa, quando il pastore mi ha chiamato e mi ha chiesto di predicare qua. Gli ho detto no, ok, va bene, io ho già la parola perché adesso ho capito quello che Dio vuole parlare al nostro cuore. Quindi ho scritto tutto qua perché è italiano, non è che sono bravo in parlare italiano, per quello ho scritto qualcosa qua. E la mia preghiera oggi è che Dio versa su di te un po' di misericordia, che non senti, per non sentire gli sbagli, grammatica, errori grammaticali, che Dio ci benedice questa sera. Amen? Voglio parlare sulla vita. C'è qua il folder, non so come si parla. Amen. Sulla vita. Io voglio iniziare con un testo della parola di Dio che c'è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 10 e 11, che dice così: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore, versetto 11. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. E la domanda che faccio per iniziare questo messaggio è: cos'è la vita? Cos'è la vita? Qual è il significato della vita? Perché o a chi viviamo? Cosa stiamo facendo qua sulla terra? Qual è il nostro obiettivo come essere vivente? Cos'è? Molte persone ci tengono questa domanda per sempre e cercano di risolverla, di risponderla, perché è un discorso estremamente completissimo. Non è una cosa facile da rispondere. Ci sono tantissime filosofie, religioni che cercano di rispondere a questo discorso, di fare un significato per dare una risposta agli umani, perché tutti cercano, tutti domandano a se stesso, forse. Chi mai si è domandato: cosa sto facendo qua? Qual è l'obiettivo di vita? Svegliare, lavorare, dormire, svegliare, lavorare, dormire, culto, svegliare e morire. È finito. È così. Ci sono, se non mi sbaglio, 7 miliardi di persone in tutto il pianeta, vero? È una domanda per tutti. È una domanda per tutti. Tutti gli umani dovrebbero sapere cos'è la vita. Ad esempio, cos'è la vita per atei, per gli atei? Cosa pensano? Cosa insegnano? Cosa pensano cos'è la vita? Insegnano la negazione dell'esistenza della divinità o di qualsiasi esperienza trascendentale. Per gli atei, se non esiste alcuna prova che esista qualcosa che va oltre di questa vita, credono che, tra virgolette, questo viaggio, questo passaggio sia finito. Loro non credono a nessuna divinità, nessun Dio, credono nella scienza, forse perché anche la scienza ci sono qualche prova dell'esistenza di Dio, ma non credono niente che sia spirituale, trascendentale, miracolosi. E se non riesci a provare con la scienza l'esistenza di un Dio, non esiste Dio. Loro pensano così. Un altro esempio:
un altro, diciamo, un gruppo, religione, che sempre cerca la risposta di cos'è la vita. Per il buddismo, cosa pensano? Cosa insegnano? Loro insegnano l'eternità della vita, una vita senza fine, ma qui sulla terra. Quando una persona muore, rinasce in un altro essere vivente. Quando si muore, la mente si stacca dal corpo fisico e rinascerà in un altro corpo. È un ciclo senza fine qui sulla terra. Non credono nell'eternità, nel cielo, niente. Un altro esempio, loro pensano così, il vostro concetto di vita, la loro filosofia di vita è questa. Va bene, rispettiamo. Per induismo, più o meno uguali, ma c'è un dettaglio diverso lì. Loro credono, loro insegnano che gli esseri umani muoiono e rinascono molte volte. Credono nella reincarnazione, nella predestinazione, confidano nelle guide spirituali. Ad esempio, se tu, ad esempio qua, João, se domani João parte di questa per una migliore, va con Dio, né? Speriamo che non adesso, troppo giovane. Domani lui succede la reincarnazione, lui può tornare in vita in un animale, un'altra persona. Non c'è senso. Mas amém, rispettiamo, non siamo qua per giudicare la fede degli altri, mai. Ma loro credono così. Adesso, per la Bibbia, cosa dice cos'è la vita? Per il cristianesimo, per noi cristiani. Cos'è la vita? Ci sono tantissime definizioni, concetti che potrei usare qua. Ma per me la vita è un privilegio. È un privilegio. È un regalo per tutti. E un onore avere questo regalo nelle mani. È un privilegio, è un dono dato da Dio. Sai perché? Perché Dio è felice di vederci felici. Dio ci ha dato la vita affinché potessimo essere felici di avere una famiglia. Ci ha dato la vita affinché potessimo essere felici essendo figli obbedienti. Ci ha dato la vita affinché potessimo essere felici di servirlo nella sua opera. Ci ha dato la vita affinché potessimo essere felici di avere un matrimonio benedetto. Ci ha dato la vita affinché potessimo essere felici in una professione, nelle nostre amicizie, in tutte le nostre relazioni, in tutto quello che vogliamo essere. Lui voleva che noi potessimo essere felici in questa vita. Per quello ci ha dato la vita. Per quello vi dico, è un privilegio, è un dono. Siamo venuti alla vita per essere la lode della sua gloria, perché la nostra famiglia deve essere o dovrebbe essere un altare di gloria, di lode a Dio. I nostri rapporti dovrebbero essere una prova o una lode a Dio. Nostri rapporti con i genitori, rapporti con i figli,
rapporti con la Chiesa, rapporti con la società, rapporti con la tua università, con i tuoi amici, con i tuoi parenti. Tutto nella nostra vita dovrebbe lodare a Dio. Tutto. La lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 11 e 12, dice così: in Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della sua gloria. In Lui siamo anche stati fatti per essere a lode della sua gloria. La nostra vita è stata data, è stata fatta per essere a lode sua. Dice la Bibbia. La vita è una benedizione di Dio. Forse il regalo più bello che Dio ci ha dato. La vita è un privilegio e dobbiamo viverla correttamente, perché Gesù, morendo sulla croce, ci ha garantito la vita eterna in cielo e una vita di abbondanza sulla terra. Ma il diavolo vuole rubarla da te. È un regalo di Dio. E Lui non vuole, non gli piace niente che sia da Dio, principalmente te. Quindi ci sono 4 cose che devi sapere sulla vita, 4 cose importantissime che devi sapere, devi conoscere, devi fare. Prima cosa: non deve vivere la stessa vita ogni giorno. Non deve vivere la stessa vita ogni giorno. Tuo passato è passato. Non puoi vivere il tuo passato oggi. Se i tuoi genitori hanno divorziato, non vuole dire che lo farò anche a te. Non vuole dire che lo farai anche tu. Non hai bisogno di vivere la stessa vita dei tuoi genitori. Non hai bisogno di vivere una cosa che non è stata data giusta, che non è stata vissuta perfettamente, giustamente, per la gloria di Dio. Se qualcuno ha stretto un patto di stregoneria per danneggiare la tua vita, non vuole dire che sarai infelice per tutta la tua vita. Non sia preso al tuo passato. Perché? Perché Dio ti dà una nuova vita. Perché la vita è un regalo e un privilegio, non possiamo perdere tempo. Meglio, non abbiamo tempo da perdere. Perché la vita è corta. Per alcuni, per qualcuno 50, 60, 70, 80, 90, chissà. Io ho perso un fratello con 28 anni, un figlio, un nipote con 20, mio padre c'era 60, anche lui ho perso. La vita è corta. Prima lettera di Giovanni 3,8 dice così: colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifesto il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. La parola di Dio. Per questo lui è venuto, per distruggere le opere del diavolo. E lui esiste. E non possiamo lasciare di parlare su di lui.
perché Lui vuole distruggere la tua vita, il tuo regalo, il tuo privilegio, Lui vuole togliere di te. E ci sono tantissime persone che non capiscono, stanno consegnando ai pochi il suo regalo al mondo, al diavolo. Stanno consegnando i suoi matrimoni, stanno consegnando i suoi figli. Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo. Se questa cosa sta succedendo in te, con te, nella tua famiglia, qualsiasi persona che ti piace, Dio distruggerà questa opera del diavolo nella tua vita. Esta sera, in nome di Gesù. Seconda, non hai bisogno di vivere una vita che non è la tua. La vita reale, fratelli, non è un Instagram dove le persone mostrano ciò che non sono, tutto ciò che non sono, dove vuoi vedere tutte le bugie, la falsità. Guarda la vita della persona nell'Instagram, non vuol dire che sia la verità lì. La vita reale è diversa e deve essere vissuta qua, non nei social, Instagram, Facebook, Twitter, X, allora è X. Ogni persona ha il proprio proposito da Dio, non è necessario voler essere uguale agli altri. Accetta di essere un individuo unico fatto dalle mani di Dio. Sei l'unico, non ha due di te. Dio ha fatto tutto ciò che esiste semplicemente con la parola. Allora creiamo dagli animali, basta, è stato creato. Allora creiamo così la parola, creiamo il mare, basta, creiamo il sole, luna, basta, non bisognava di più. Ma quando Lui ha creato noi esseri umani, perché Lui sapeva che voleva dare la vita, cosa Lui ha fatto? Ha preso con suoi propri mani. L'unica cosa che Dio ha creato, Lui ha toccato. Ma non bastasse quello. Lui ha fatto quell'uomo e ha soffiato. Abbiamo l'alito di Dio in noi, come se fosse un bacio del creatore al creatura. Dio ti ha formato con bacio. Con bacio dice la parola che è entrato nell'uomo lo spirito, l'aria, dopo che Lui ha soffiato. Nessun'altra creatura che è stata creata Lui ha toccato. Sei l'unico. Terzo, non deve morire, attenzione, non deve morire prima di morire. Un'altra volta, non deve morire prima di morire. Ci sono molte persone che stanno perdendo la vita a causa della depressione. Ci sono molte persone che stanno perdendo la vita perché non perdonano, non parlano con i fratelli, con la famiglia.
Ci sono tante persone che stanno perdendo la vita perché hanno paura di consegnare la propria vita a Gesù. Il tempo sta passando e la vita si sta perdendo. Ci sono molte persone che non hanno ancora iniziato a vivere perché mai hanno sentito la presenza di Dio. Mai hanno scoperto cosa Dio vuole della nostra vita. Può darsi che ci stia 40, 50 anni, non lo so, e non sono ancora iniziato a vivere. Dio non vuole quello. Dio vuole che tu sappia cosa è la vita, cosa Lui c'è per te, per la tua famiglia, per il tuo ministero, per la tua chiamata, per quello che deve fare su questa terra. Quarto, anche quando muori vivrai. A che senso hai questa roba? Cosa vuol dire? Anche quando muori vivrai. Chi pensa che la nostra vita finisca quando moriamo si sbaglia. Si sbaglia e si sbaglia tanto. È solo l'inizio della vita eterna con Gesù. Paolo diceva così, che se la nostra speranza è solo nelle cose di questo mondo, noi siamo le persone più infelici di questa terra. Se la nostra speranza è solamente sulle cose di questa vita, siamo i più infelici del mondo. Se la nostra speranza è solamente nella nostra professione, nel nostro lavoro, se quanto soldi prenderai, se quante cose farai, se quanto libri scriverai, se quanto amico farai, se tu vai essere una persona bene, una vittoriosa, ricchissima, se la tua speranza è in queste cose e non in Gesù, sei la persona più infelice tra 7 miliardi di persone. Paolo ha detto così, la Bibbia, la parola di Dio. Giovanni 3,16 dice così: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. La morte non è il fine, la morte è l'inizio. Per chiunque. Non interessa se la persona che muore crede in Dio, non interessa se la persona che è morto mai ha creduto in Dio, anzi lui era un'altra religione, era un ateo, non ci interessa, anche la vita di lui si inizierà lì. Ah, ma Gilson, ma lui non ha creduto, cosa può succedere? Non è stato lui che ha creato la vita, è stato Dio. Le regole della vita sono di Dio. Tutte le persone un giorno saranno davanti a Dio. Tutte, si crede o si non crede, non ci interessa. È importante, grazie mille, che dovrà essere davanti a Dio per ricevere il giudizio eterno, o va su o va giù. Ah, ma lui non credeva, non ci interessa, va giù.
Non sono io, la parola di Dio. Prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 11-12 dice così: e la testimonianza è questa, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Sai perché ci sono tante persone che non sanno come vivere la vita? Sai perché ci sono tante persone che non sanno vivere una vita vera? Vivono una vita falsa, fanno finta di vivere. Perché ancora non sanno dove trovarla. Non sanno come conoscerla. Io so dov'è. Io posso dirti per ognuno, guardando negli occhi vostri, dov'è la vita e come si fa, dove devo andare. C'è scritto Evangelho di Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno. Gesù non ha detto: io ho la vita eterna per quello che ha bisogno. Io so dove è il cammino. Se vuoi il cammino, venga a me che ti dico. Gesù non ha detto questo. Gesù non ha detto: io so la verità, venite qua, venite pure tutti, che vi dirò dov'è cos'è la verità. Lui ha detto: io sono la via. Io sono la verità. Io sono la vita. Guarda che privilegio Dio ci ha dato. Che regalo, fratello. Che regalo. Io so che noi molte volte andiamo e un certo punto della nostra strada, un certo punto della nostra camminata, nostro viaggio, ci troviamo perso. Non sappiamo perché questa cosa sta succedendo, perché è successo quello, perché è successo questo. Succede con me, con te, sicuramente con tutti che sono qua. Ma fammi dire una roba: Gesù sa e conosce la tua storia e la tua vita. Gesù c'è un piano per la tua vita. Gesù vuole farsi, revelarsi a te. Gesù vuole parlare al tuo cuore questa sera. Se non è che non è ancora parlato. Per finire, voglio leggere un'altra volta un versetto che ho già letto.
prima lettera di Giovanni 3,8. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifesto il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Questa situazione che stai passando deve finire oggi, perché io so che Gesù è qui dall'inizio, prima che arrivassimo qua, credendo che Lui è qui. Lui vuole distruggere le opere del diavolo. Cosa Lui deve distruggere questa sera nella tua vita? Cosa Lui deve distruggere che sta te facendo male? Cosa está sucedendo com te que não te la faz avicinar-se da Dio? Cosa está sucedendo que i piani di Dio non succedono nella tua vida? Cosa ti manca? Prenderai tutto quello adesso, penserai in tutto quello, in tutto ciò che impedisce di avvicinarsi a Dio e metterai in preghiera adesso. Pregheremo insieme. Io sono convinto di che Dio si manifesterà nella tua vita. Sarà un nuovo tempo nella tua vita, perché la cosa più importante para Dio era la vita di suo figlio. La tua vita è tão importante para Dio che Lui ha portato il suo figlio sulla croce, innocente, senza peccato, senza niente. Perché Lui sapeva che per avere la tua vita un'altra volta vicino a Lui doveva morire sulla croce. La tua vita non è importante soltanto per vivere in abbondanza su questa terra. La tua vita è così importante perché Lui vuole che tu stia vicino a Lui, che sinta la sua presenza, che parli a Lui, che senti Lui, che condividere le cose, condividere. Preghiamo, mettete sul vostro piede. Dio, forse stai pensando, ma questa cosa che succede con me è così piccola, non ci credo che Dio sta guardando questa roba. Io sono così piccolo, io sono una persona che non c'è nessuna importanza avanti agli altri. Non è possibile che Dio stia guardando a me. Ci sono tante persone importantissime, ci sono tante persone
che stanno a un altro livello nella tua opera, stanno a un altro livello di vita. No, non credo proprio che Dio guarda a me, questo peccatore. Forse i tuoi pensieri sono come quelli del re Saul. Io sono più piccolo, Signore. E della mia famiglia, anche di loro, io sono più piccolo. Fammi dire una roba. Quando l'apostolo Pietro era in prigione perché predicava la parola di Dio, i farisei li hanno messo in galera e succede quello che i poliziotti che erano lì dormivano. È entrato nella prigione un angelo di Dio. È aperto i cancelli, è aperto i portoni e ha chiesto a Pedro: vieni. Là, quella roba che si mette in mano, non so come si chiama, sono spezzata. E l'angelo dice così a Pietro: prendi la tua tunica, prendi la tua maglia, prendi anche la tua sandalia. Sono in prigione, non so cosa succederà domani. E l'angelo mi dice: prendi la sandalia. Che sandalia? Voglio andare via subito. Non c'è senso. Certo che c'è senso. Sai perché? Perché là fuori faceva freddo. Perché là fuori il pavimento non è come abbiamo qua, che si può camminare senza niente. C'erano delle pietre, faceva male ai piedi. Ma comunque che sia, nell'adrenalina, sei in galera, voglio andare via veloce. Perché Dio prende cura anche dei tuoi dettagli, i dettagli della tua vita. Dio non lascia niente indietro. Lui vuole di te una persona piena. Piena, tutte le aree, tutte, perché in te Lui ha regalato la cosa più bella che c'è, la vita di Gesù. Amen? Chiudete gli occhi. Mentre loro suonano, mentre loro lodano il Signore, anche te lodi il Signore. Lui vuole sentire il tuo cuore.
sei mai stato lontano da me. Il mio cuore appartiene a te. 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 La profondità del mare, nel più alto cielo, se la paura, E anche se la paura arrivasse, tu sei con me. Sei mai stato lontano da me. il mio cuore appartiene a te. 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 Oh, e tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. Il mio cuore appartiene a te. Dichiari questo. Il mio cuore appartiene a te. Il mio cuore. Il mio cuore appartiene a te. Gesù, il mio mio cuore cuore appartiene a te. Ciò che sono E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che appartiene. appartiene solo a te. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, Appartiene a te, solo a te Dio.
Permettere di avvicinarsi a Dio, ti lascia avvicinarsi a Dio. Voglio invitare, è qua, pregheremo in nome di Gesù. Abbiamo detto nell'inizio, abbiamo profetizzato all'inizio, sarebbe una sera in cui la presenza di Dio sarebbe qua, e Lui è qua. Lo Spirito Santo è qui. Miracoli non lo facciamo, guarigioni non lo facciamo, liberazioni non lo facciamo. Chi fa è lo Spirito Santo di Dio, quello che è qui. Dio lavora, la Bibbia dice che Dio lavora in mezzo alla lode. Io so che c'è lode con questo luogo. Io so che ci sono adorazioni in questo luogo. Quindi Dio sta lavorando. Per distruggere le opere del diavolo. E una cosa che succede spesso è allontanare i suoi figli da Dio, è distruggere i rapporti, la relazione che hanno con i suoi genitori, è distruggere la santità che Dio ha messo in suo cuore. Diavolo, in nome di Gesù, vai via, in nome di Gesù, perché questo popolo che c'è qui questa sera è proprietà esclusiva di Dio. Ognuno di noi abbiamo lo Spirito Santo di Dio, quindi se ce l'abbiamo lo Spirito Santo di Dio, abbiamo la guarigione, abbiamo cura, abbiamo liberazione nel nome di Gesù. Malattia, via in nome di Gesù. Tu non sei stata creata da Dio, quindi in nome di Gesù ti diamo un ordine.
Fai così. Gesù, vieni su di me. Ho bisogno di guarigioni. Ho bisogno della tua presenza. Ho bisogno di cura. Ho bisogno del tuo spirito. Ho bisogno di essere pieno del tuo spirito. Perché devo guadagnare questa città. Perché devo predicare a questa città. Perché devo fare la tua volontà. Perché voglio essere pieno di te. Voglio essere pieno di te. Vieni su di me. Riempi la mia vita. Riempi la mia vita. Riempi la mia vita della tua presenza, del tuo potere. In nome di Gesù. Tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te, Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te, solo a te, Gesù. E tutto ciò stare nella presenza del Signore. Quanto è bello stare nella presenza del Signore. Io ci passerei tutta la notte, però purtroppo noi abbiamo un orario. Io voglio che tu abbracci la persona che è vicino a te e dichiari: la tua vita appartiene a Gesù. La tua vita appartiene a Gesù. È stato predicato oggi che tu sia convinto di questo, che la tua vita appartiene al nostro Signore Gesù. Amen. La tua vita appartiene a Gesù. Amen. Potete accendere le luci, fate un applauso al Signore. Potete sedervi in questo momento. Ho un po' di avvisi da darvi. Il nostro pastore non sta molto bene. È da 3 giorni che ha la febbre. Ma nel nome di Gesù hoje será di qua guarito. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém? Vogliamo sentire un po' di avvisi? Non si può fare foto. La prima avviso è questo. Comunicazioni, state peccando.
Alleluia. Fusion. Più forte, Fusion. Alleluia. Amen. Domani alle 2, è vero? Dov'è il video dei giovani? Corri qua, Vanessa, corri qua. Corri qua, Vanessa. Agilità. Amen. Domani alle 2 facciamo le Fusion Cinema Fusion e vamos dar sequência no segundo filme, Deus Não Está Morto, que era o outro banner, mas não tem outro banner, vai esse mesmo. Faremo vedere il secondo film di Dio non è morto. E esperamos vocês então a partir das 2 horas Aspettiamo quindi a partire dalle ore 2 para o cinema Fusion Cinema. per il Fusion E Cinema. dopo nostro culto alle 16, va bene? E dopo il nostro culto Amen. Fusion alle 16. Amém, aleluia. Glória a Dio per i nostri giovani. Prossimo, eu não sono muito brava a darle avvisi. B-Brazer. B-Brazer, hai il microfono. B-Brazer per gli uomini, mercoledì 4 settembre sarà qua con noi Pastor Paulo Pereira, dalla Svizzera, è un grandissimo pastore, ha una chiesa di 1000 persone, è stato pastore per 45 anni più o meno, e è un grandissimo aiuto per questa chiesa da sempre, è il nostro consigliere mio di Enrico, e lui viene ogni 3 mesi qua per aiutarci, e questa volta avrete il piacere di avere la presenza sua nel B-Brazer. Amen? Prossimo? Wow, questo è qualcosa di molto bello. Sabato prossimo avremo un culto speciale, culto di missioni, in cui succederanno molte cose belle. Nuovo tempo per la Chiesa, saprete sabato prossimo. Sono progetti che Dio sta mettendo nel nostro cuore, sono tanti progetti nascendo e questo è uno dei quali vedrete sabato prossimo, non perdere, c'era un culto speciale di missioni, in cui si parlerà di missioni, si vedrà missioni e vivremo missioni. Amen? Il nostro battesimo 8 di settembre alle 9, qua ci sono 2, quanti sono? 1, 2, quante persone si battezzeranno qua? 1, 2, 3, 4, dov'è la Anna? Sono più o meno 10 persone, vero Vida? Che stanno facendo il discepolato, non so se si battezzeranno 10, ma in nome di Gesù noi preghiamo per questo. Quindi 8 settembre alle 9 di mattina in Simione Punta del Grosso, saremo lì tutta la giornata per una giornata benedita. Siamo molto felici che quest'anno abbiamo fatto già un battesimo con 12 persone e adesso abbiamo fatto un altro battesimo. Questo è veramente un miracolo di Dio, è una grandissima gioia per il nostro cuore. Più forte, più forte! Alleluia! Amen, ci abbiamo qua il coro. Rifugio 11, 12 e 13 settembre. Chi non si è iscritto ancora può farlo con la Dieula, c'è il link per iscriversi, alcuni non sono riusciti ad iscriversi lì, ma pode parlare con la Dieula, per pagare anche con la Dieula. Abbiamo bisogno di sapere quante donne saranno fino alla fine del mese, perché abbiamo tanto materiale da stampare, da preparare, che ha mandato anche la psicologa, quindi dobbiamo sapere quanta cosa dobbiamo fare. Amen? In nome di Gesù, voi tutte donne che siete qua, verrete al rifugio. Spoiler. Amen. In questo momento alziamo in piedi, preghiamo per le decime e per le offerte. Dopo il pastore viene qua, fa la benedizione apostolica. Lui è da 3 giorni che ha una febbre continua e non sappiamo cosa sia, ma io credo nella guarigione, in nome di Gesù. Ma oggi Dio gli donerà la forza di farci la benedizione apostolica. Puoi alzare la tua mano e benedire. Benedici la tua vita, benedici il tuo lavoro, benedici
chiedi a Dio di prosperare la tua vita, perché questa casa è mantenuta tramite quello che versate su questo gasofilaggio. Quindi chiedi al Signore che benedica la tua casa, la tua famiglia, perché tu possa donare nella opera del Signore. Padre, nel nome di Gesù noi preghiamo in questo momento, ringraziandoti, Signore, per la gioia di poter adorarti in questo modo, per la gioia di poter portare, Signore, quello che manterrà questa casa. Padre, nel nome di Gesù, Signore, ti chiedo di benedire queste famiglie, benedire la loro vita, benedire la loro casa, aprire porte di lavoro, aprire porte, Signore, di cose che loro ancora non immaginano che saranno aperte, Signore. Ma il Signore è un Dio di miracoli, Signore. Il Signore può fare infinitamente più di quello che pensiamo. E nel nome di Gesù noi sentiremo tanta testimonianza di quello che Gesù sta facendo in mezzo a noi, in questa chiesa, Signore, tramite il loro contributo. Nel nome di Gesù, amen. Una nuova storia voglio scrivere. Io avanti andrò perché mi fido di te. E se in mezzo al cammino, devo piangere. I bambini, venite qua su con me. I bambini, non ritornerò perché tu sei con me. Venite, una nuova storia vengo a scrivere. Venite qua su. Io avanti andrò perché mi fido di te. E se in mezzo al cammino, non ritornerò perché tu sei. E allora una nuova storia voglio scrivere. Io avanti andrò. E se in mezzo al cammino, devo piangere. Non ritornerò perché tu sei con me. E allora vi proseguirò. Vi proseguirò. La chiesa, allora. E allora vi proseguirò adorando dire Gesù. Amen. Gloria a Dio per tutto quello che ha fatto e ha ministrato in mezzo a noi qua questa sera. È stata una serata magnifica alla presenza del nostro Signore. Voglio anche ringraziare di cuore Gilson per questa parola che ha portato. Lui è stato troppo buono a dire che l'ho chiamato 2 o 3 giorni fa. In realtà l'ho avvisato ieri
e gli ho dato conferma solo stamattina che avrebbe predicato questa sera, perché non volevo non predicare, ma le mie condizioni di salute evidentemente non mi hanno permesso di portare la parola, e ringrazio Gilson per questa disponibilità e per questa parola benedetta che ha lasciato con tutti quanti noi. Amen, grazie Gilson. Ok, ci sono compleanni da festeggiare questa settimana prima della benedizione apostolica. Eccolo, eccone uno. C'è Teo che è qua con noi per festeggiare il suo compleanno. Allora io ti chiedo se puoi alzare la tua mano verso di lui, che possiamo benedire così la sua vita e questo nuovo anno che Dio gli ha messo davanti. Amen. Padre, nel nome di Gesù noi ti preghiamo in questo momento per la vita di Teo, per questo nuovo anno, Signore, che tu hai messo davanti a lui, che possa essere un anno pieno di gioia, pieno di felicità, pieno di vita, Signore, che possa essere un anno pieno della tua presenza. Noi ti preghiamo per questo, che ogni migliore benedizione che tu hai preparato per lui, tu possa metterla sul suo cammino in questo nuovo anno, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Allora possiamo fare così con le nostre mani, tutti quanti noi, affinché questa stessa benedizione che abbiamo chiesto sulla vita di Teo possa essere anche nelle nostre vite in questa settimana, che la gioia, che la pace, che la salute, che tutto il meglio che viene dall'Eterno possa riempire le nostre case, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.